20 giorni al deposito delle liste, insomma c'era su abbastanza con la situazione di Forza Italia. Io sono molto, devo dire che non dormo la notte, perché io trovo che siamo in una situazione veramente non gestita. Le cose che filtrano su queste liste sono negative, ancora di fatto non esistono, non ci sono. Abbiamo un altro dato negativo, che è stata commissariata l'unica coordinatrice donna che avevamo a Padova, la Roberta Toffanini, una persona per benissimo, donna, generosa, e io sono preoccupata perché noi qui rischiamo il modello Padova. Padova l'ha citata come situazione preoccupante in quanto Forza Italia ha una posizione marginale nel governo della città. Certo, quando noi arriviamo all'ultimo secondo e non abbiamo una nostra linea chiara che parte da lontano, che non costruisce, è evidente che sul territorio dove non abbiamo San Silvio Berlusconi che ci fa da traino, ecco là che abbiamo i risultati come a Padova, come a Verona e come mi auguro non saranno in Veneto. Siamo ancora in tempo per raddrizzare la storia, ma dobbiamo presto mettere in lista quelle persone che hanno voti, che hanno la capacità, ripeto, di rappresentare mondi vitali che per noi sono fondamentali, il nostro elettorato di sempre, e che in questo momento non si vede, io credo, rappresentato abbastanza e che quindi comincerà a dialogare con altre forze politiche. Non è Zaia dunque il problema e quindi non è Tosi da questo punto di vista che può far pensare a qualcuno di provare a cambiare anche uscire dal partito? No, in questo momento il problema è Forza Italia, la gestione di Forza Italia Veneto. Io chiedo al coordinatore di fare al più presto delle liste aperte, forti e competitive, che dica ai sindaci e agli amministratori che saranno in lista di prepararsi e di iniziare la campagna elettorale, perché è quello di cui Forza Italia in questo momento ha bisogno per essere la Forza Italia aperta, dialogante, competitiva, di cui noi veneti abbiamo bisogno.